One, two, three, four. Viva Radio Viva Radio Viva Radio 2. 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 Fanno la radio per non apparire con quella faccia di Baldini, come fa? Se non si mette sotto dieta stretta, dentro allo schermo poi Fiorello non ci sta. Viva Radio Viva Radio Viva Radio 2. Viva Radio Viva Radio Viva Radio 2. Fanno la radio per non lavorare, con un microfono fatica non si fa, ma se ti metti in mano un bel piccone, la voglia di scherzare vedrai che passerà. In diretta dalla sala B di via Asiago in Roma, Viva Radio 2! Presentano Fiorello e Marco Baldini! One, two, three, four. Viva Radio Viva Radio Viva Radio 2. Viva Radio Viva Radio Viva Radio 2. Viva Radio. Buonasera, Eccoci, buongiorno, ciao. buon pomeriggio, buon mattino, buon tutto, amici. Oggi inizia l'ultima puntata di Viva Radio 2. Caro Baldini, qua la Caro mano, Fiore. ci stiamo stringendo la mano al centro. Chiedo scusa per la mia camicia impagliazzata, come si dice, perché l'ho appena scartata. Nel frattempo vedo che è arrivato Gianluca Guidi con noi ancora oggi. Ah, vedo il smoking. In tenuta veramente. Guarda, nonostante lui abbia un pantaloncino beige, una camicia È antico lo terribile, stesso. c'ha ancora la scarpa da vela che si usava negli anni '80. Complimenti, ti manca solo che canti la Isla Bonita e sei a posto. Ma una via di mezzo no, tu, vogliamo cominciare subito? Sì, iniziamo, ecco, sto dai. parlando in un modo strano perché lo sai perché parlo così, no? Lo Perché sai oggi perché? ci sarà un grande ospite, grandissimo ospite. Guarda, ti dico, non vedo l'ora, aspetta che ci regoliamo un po' i volumi. Allora, arriverà qui Franco Battiato, quindi non sto nella pelle, perché quando lo vedrò, la prima volta che lo vedrò, dirò, minchia Franco, subito, Quando arriverà. Quando arriverà. Ma con cosa arriverà secondo te? Beh, con la biga guidata da Sgalambro, sicuramente sarà. Aprite un microfono a Gianluca Guidi, era questo che volevi dire? Sì. No, dicevo la guido io la biga, se è il caso. Sì, Perché lui è un mezzo per lui moderno. un mezzo moderno. Certo. È una fuoriserie. È una fuoriserie, allora dobbiamo iniziare ritmati. Devo dire, Franco Baldini, ascoltami. Prego, Sono triste, Giuseppe sono Fiorello. molto triste perché, mio fratello. Ah, già, che Franco bello. Baldini chi è? È il Mio zio. Ah sì? E anche lavora nella Roma, lavorava Franco Baldini, sì, è esatto. il No, direttore devo dire che sportivo. sono molto triste perché l'ultima puntata è triste e poi è bello perché le puntate, queste, soprattutto quelle televisive, sono andate a salire, cioè per quanto riguarda il caldo. Adesso siamo veramente a dei livelli Nell'oasi di Cufra potevamo farla, veramente. No, Allora amici, Sì, c'è ecco. stato un problema tecnico alla Sì, radio, da non si è sistemare, potuto, no. per questo non avete più sentito Sì. la mia La voce. voce. Dicevo, la tristezza mi sta attanagliando perché ora mi sto rendendo conto che domani io Sì. non sarò seduto a questo tavolo e domani non vedrò i tuoi occhi. ti do un poster. No, Lo metti a tavola davanti. no, non è quello, io ho bisogno della tua carne, ho bisogno... Bravi.
Ho bisogno di toccarti, capisci? Perché ho bisogno di vedere i tuoi dentoni, il tuo mentaccio. Cioè, sono veramente. Un complimento, senti, mi fai una cortesia? Mi fai una cortesia? Una cosa più triste che ti viene, fammi un Re maggiore. Re maggiore adoro come. Soleato. Oh, il primo che non alza le braccia e le ondeggia viene cacciato. Abbiamo finito, da domani non ci siamo più. Oh, come farò senza te, Baldini? Alza di tono. Ti prego non tornare. Addio, ritornerò. Ti amo. Non dimenticatemi. Sempre l'ultimo. Vabbè. Incredibile. Come cominciamo? Vogliamo cominciare a parlare di Prodi? Giusto, Sì, perché poi dai. ci dicono che non parliamo mai del governo. Di Prodi, pensate, dopo essere stato fischiato negli ultimi luoghi dove si è presentato a parlare, ieri Romano Prodi si è superato. Pensate, è stato fischiato senza essere nemmeno presente all'assemblea della Confcomais in contumacia. L'altra volta, una partita di calcio, l'arbitro, mentre correvano i calciatori, ha fatto. Il giocatore ha detto: non ho fatto niente, perché fischiava? Fischiava Prodi. L'arbitro, così, per i fatti suoi. Allora, notizie, devo fare un piccolo Appunto? No, sì, un appunto, devo parlare con Enrico Mentana. Ah, perché? No, l'altro giorno la mia piccola, la più Sì. piccola delle figlie, Angelica, neanche un anno, è andata per la prima volta ad una festa di compleanno. Guarda caso, in questa festa di compleanno c'era un bambino che si chiamava Mentana di cognome. Ho detto, era il figlio di lui, di Enrico, credo si chiami Giulio Mentana. Bene, Con la cravatta Enrico, anche. sappi che tuo figlio ha rubato alla mia Angelica ben 2 pizzette. Stai attento, diglielo. Sono cose gravi. Io non zanzigo su ste cose, non zanzigo. Era così, lo dovevo dire, certo. perché lo dovevo Lui dire. lo sa adesso. Certo, ora è uomo passato. Esatto. E ci mancherebbe, basta. Enrico. 2 Proviamo a pizzette. fare un piccolo saluto alla banda e alle maggiorette di Terracina che ieri sono state carine, perché noi non ce ne eravamo accorti, ma quando noi siamo rientrati loro ancora per un giorno e mezzo Hanno continuato a piroettare, ne hanno sì. trovate tre maggiorette stanotte che vagavano qui nei pressi del quartiere Prati di Roma A piroettare. piroettavano. Pensate, mentre stavano camminando vestite da maggiorette, sono state affiancate da un signore che ha chiesto loro informazioni e la Sircana. Si scherza, si gioca, si scherza. Sai qual è la prima parola che ha detto il figlio di Mentana quando ha parlato? Matrix. Oggi siamo in vena, l'umorismo è proprio altissimo. Sì, infatti. È altissimo, ogni tanto mi battiatizzo così da Sì, solo. ti parte la battiatite. Non vedo l'ora che lui arrivi qui. Allora, signori, abbiamo un'orchestra ed è l'ultima volta che io dirò fiato alle trombe. Eustachio, come ti chiami? Come ti chiami? Enrico Cremonesi, Eustachio. quest'uomo che ha fatto parlare di sé. Pensate, Aldo Grasso l'ha epitetato? Sì. Si può dire? Sì, epitetato. Epitetato. Io epiteto, tu epiteti e si epiteto. Lascia no. stare che se ti sente Bozzi ti prende in parola. Sì. Lascialo stare. è vero. Ecco, lascialo No, stare. scherzavo, l'ha è epitetato un come epiteto. nuovo comico. Lui non è un comico, è un comico diciamo naturale, Sì, cioè, sì, non è fa proprio nulla una- per comico però fa occasionale, ridere. Sì, tu fai ridere, basta Il re della vedere, battuta, basta guardare il cerottino che ha sulla fronte, frutto di una tramvata Che ha preso lì. che ha dato ieri su quel monitor che vedete. Una collisione. E indovina chi ha la colpa? Io. Enrico, corri, si è girato, vieni qui, stunk. C'ha Fantastico. scritto Rai qua. Signori, Enrico Cremonesi.
Triangolo atomico in copertina, lo ricordo ancora. Bravo Enrico. Cos'era questo? Motherfucker. Philadelphia. Motherfucker System Brother. Sì. Maggio pace sore frate. Sì, quello. Bello. La conoscevo persino io questo. Addirittura. Pazzesco. Devo dire complimenti a Giuseppe Ignazio Guidi che ieri si è prodotto in una I Got You Animal Skin da brivido, ma In soprattutto in bianco e sai, era nero. bella? Ti si addice. Attenzione, Emilio Fede dichiara che Cremonesi non è certo il primo che facendo il suo mestiere fa crepare da ridere involontariamente. è vero, hai ragione. Incredibile, battute che arrivano sul sito nostro proprio arrivano Allora, No, veramente senti, bravo in bianco senti, e nero. ascoltami, adesso c'è una telefonata. Sì? No, mi stanno parlando in cuffia dalla regia, scusate. C'è una telefonata, conduci Marco, c'è una telefonata per noi, non sappiamo chi è. Pronto? Aspetta, Sentiamo devono chi è. rispondere. Ah, sì. Sì. Sentiamo chi è. Una telefonata per noi. Boh. Pronto? Pronto? Ma lei è... Sono io, Ah, è lei? sono l'ex premier. Silvio. È lei? Vai con la foto. Ecco. Ma è l'unico ad avere una foto così grande. Allora, È venuto bene anche, devo dire, in questa foto. avete Sì. invitato cani e porci. Beh, insomma... Avete invitato cani e porci e hanno fatto tutti cagare. Ma non dica così, non è vero. Hanno fatto il loro sforzo, dai. Bertinotti. Bertinotti. Bertinotti è venuto qua, sì. Bertinotti ha persino fatto il mio inno. Sì. Bella forza. Poi quell'altro, come si chiama lì? Come si chi? chiama? Fassino? Ossetto. Fassino. Fassino ha recitato le poesie del mio Sandrino. Vabbè. E quell'altro Pier Ferdinando. Sì. Che nome. Oggi Pier Ferdinando non si chiama più neanche un criceto. Va bene, va bene. Ha rovinato una canzone di Lucio Dalla. Vabbè, Caruso. Avete preso i peggiori. Dovevate chiedere a me che di spettacolo me ne intendo. Perché lei cosa ci avrebbe proposto? Ma vi avrei mandato, che ne so, Buttiglione che fa le bolle nella vasca da bagno. Non è il massimo. Vi avrei mandato Sandro Bondi che mima uno che si pettina. È vero, perché... Vi avrei mandato Breviti che fa le torte con la lima dentro. Magari gli servono, non lo so. Vi avrei mandato, pensa, questa è una fortissima. Tipo? Tremonti che fa l'imitazione di Paperino senza cambiare voce. Sì. Vabbè, ci dispiace, Presidente, che dobbiamo dire? Siamo costernati. Altro, che quelle robine lì che fate voi, quelle cagatelle. Vabbè, ci abbiamo provato. Vi avrei mandato la Presti Giacomo che fa un trio di cabaret con Aldo e Giovanni. Aldo Giovanni. Vi avrei mandato, scusate, L'hanno capita dopo. Gianluca Guidi l'ha capita dopo. Sì. E soprattutto l'attrazione principale. Qual è? La più bella. Quale? La più bella. Ce la dica. Guarda la foto che sorrido. Guardala. Guardala. Guarda le rughe La che vedo. furono. Sì, Guardala. ma insomma, la vedo bene. Però, L'attrazione sarebbe stata Calderoli che abbraccia un senegalese. Quelle sono. È il numero di prestigio questo. E voi volete andare sul satellite? Vi ci mando io a calci nel culo. No, Presidente, non dica così. Dai. Ma che è successo? Ci ha chiamato. Ma io ero nascosto Berlusconi. dalla foto, mi avevano staccato, non mi si riusciva neanche A vedere, neanche sì, a vedere, e che ma roba da male. ci ha chiamato arrabbiato. Allora mi dicono che sta arrivando, hanno avvistato un tappeto volante e pare che Franco Battiato Col turbante in testa. Ma come In ride? posizione yoga. In posizione Yoda. Oh. Allora, senti, parliamo un po' d'attualità che ci fa tanto ridere. Potevo salutare il mio cardiologo. Nostro Sì, cardiologo. nostro. Pensate, noi abbiamo un cardiologo che si chiama Sanguigni di cognome. È una meraviglia. Dottor Sanguigni. Una meraviglia. Il preoccupante avesse fatto l'urologo, come si chiamava? È vero.
No, volevo dirti, c'ho un leggero mal di testa che mi è venuta adesso. No, che Abbiamo il dottore qua. l'attualità, come ti permetti? Di toccargli il microfono. Di toccarmi il microfono. Allora, no, l'attualità è uscito dagli arresti domiciliari il noto fotografo Corona, avete Sì, letto? vero. No, perché Da si molto parla. è uscito No, ma adesso è uscito dagli arresti domiciliari. Era Sai in che, Adesso esce di casa, quindi. sai che Gli hanno dato 20 anni di attico. gli hanno dato- questa è bella, 20 anni di attico non è male. Devo dire che il finale di Baldini è un rush in salita pazzesco. Guarda, Ha fatto Baldini, delle battute pazzesche. Quando un ieri cretino, ha questo. fatto la battuta Quella di su ieri è di te sublime. che a Dovrebbero Gianluca pagarlo in lire, quella è una roba sublime. Sublime, te la devi Quella va mettere messa negli nel sito. annali. Sei talmente antico? Qualcuno ha chiesto, non so da dove è arrivata, lo dico, qual è sta battuta? E la battuta che mentre Gianluca Guidi cantava, io ho detto, ma Sei che antico. bello, sei antico, e lui ha detto, è talmente talmente antico antico che dopo questa esibizione lo pagheranno in lire. Tutto qua. Allora, no, dicevo che è stata bella questa cosa qua, Sì, sì, sta non cosa, è perché più- lui, la Nina Morici si è separata, no? Noi facciamo un po' di gossip anche, si è separata. Allora lui che cosa ha fatto? Si è fatto un tatuaggio con scritto proprio qui, c'è scritto proprio Nina perdonami. Allora Nina Morici che cosa ha fatto? È andata dal tatuatore e se ne è fatto fare un altro sulla gamba destra dove c'è scritto non ci penso nemmeno. Rispondono così. Lui allora se ne è fatto fare un altro qua sul pettorale sinistro, ci scritto dai, ripensaci, abbiamo un bambino, e lei risponde ancora sulla caviglia con scritto vabbè. Tutto tatuato, tutto. A proposito di tatuaggi, non so che pubblicità è. Io non mi ricordo il prodotto, però mi ricordo lo spot meraviglioso di quello che si sta facendo tatuare sulla schiena il nome della sua fidanzata Adriana, poi la sente al telefono e dice amore, è una sorpresa per te, e lei che dice sì, anch'io una, ti mollo, dopo che se l'ha fatto scrivere. Infatti si vede il tatuatore che è rimasto Adrian. Vabbè, non gli sarebbe poi. Vabbè. Allora, ti ricordi durante il corso, non mi sono alzato, lo sai perché? Per permettere all'aria di passare attraverso questa camicia. Ti ricordi durante l'anno ci siamo collegati più volte col tenore Alagna, Alagna, no? sì, Da che quando fu fischiato alla Scala. Sublime. alla Scala. Bene, allora noi per chiudere Viva Radio 2 abbiamo tentato di ricontattarlo, visto che c'è la Ida che parte Sì, a adesso. Verona adesso, A Verona, no? parte, Parte sì, la Ida, sì. regia di Zeffirelli mi pare. Certo, sì, è una no, non è di Zeffirelli. Di chi è la regia? Cioè, non sai di chi è la regia della Ida? La regia, Verona? non è Ce che lo faccio il sanno lirico. tutti. No, Di chi aspetta. è la regia della Guarda, Ida? il prima fanno finta di niente. Lo sapete tutti? Di chi è? Tutti? Non lo sai? Di Solari la regia. Ah, e che ne sapevo io? Giampiero, lo salutiamo, dai. Sei un cretino. Non lo sapevo. Vabbè, giuro. adesso un cretino te lo posso dire. Ma che te lo mica dico io devo sapere. Allora adesso noi chiameremo Casa Alagna. Sentiamo con lui, c'ha sempre sì. una segreteria. Sì, bellissimo. Sentiamo se Alagna ci risponde. Abbandonò la scena della Scala quando fu fischiato da tutti. Sentiamo se c'è. Pronto? Ah, ecco. Risponde la segreteria telefonica di Roberto Alagna, Radames è momentaneamente assente. Lasciate un messaggio. Sì. Dopo il Alagna, l'abbiamo riconosciuta, non faccia il furbo. Non è che per caso lei si è imboscato perché l'hanno fischiata da qualche altra parte? Se n'è andato come al solito? Chi è lei? Sono Baldini, viva Radio 2, buongiorno. Perché mi suscito ilarità, cosa devo fare? Che caso ti dico? Mi sa che è più antico di lei questo. Ieri, Sì, ieri. e alza quel volume della tastiera. È già manetta. Basta l'ora. Si parlano così. Ieri ero su un pendolino. Il mio nuovo l'amore.
cos'è? Il macchinista delle ferrovie? No! Ah, Vendo i panini Ah. nei corridoi e con la mia voce sì. possente grido Brava. arance, birra, coca. Chi beve, 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 chi beve e chi Sta battendo il record di acuto, eh? Riesce durante l'acuto a dire anche le cose. Senta, ma dove andava il pendolino? dal Friuli Ah, alla Sicilia, vendevo panini sì. e cantavo. Qui ci vorrebbe una corda particolare. Sono mica sempre Alagna si riprenda, su. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Ma a un certo punto abbiamo incontrato un altro terreno che ha fischiato al nostro passaggio. Sì. Fischiato! No, ma non era un treno. Ho buttato tutto. Sto a Finestrine e sono sceso alla prima stazione. Si calmi ora. Senta, sa dici qualcosa di questa nuova Ida? Non so come Lo interpretarla. sapete come si chiama? Quello che farà la mia parte, Radames? No. Piero Giuliacci. Come quello del meteo. E che cosa canterà? Scende la pioggia, ma che fa? Senta. Appartiene solo a noi. È sicuro che le canzoni della Ida non siano altre? Certo. Lo so. Tipo? E per salutarvi vi canto Sì, il tema della Ida proprio. il tema principale. Tu sei di un altro pianeta. Aida, Aida, ti sorrido nei monti. Aida, Aida, le caprette ti danno ciao. Fa tutta la Picchia, romanza ora. qui c'è un mondo fantastico. Aidi, Aidi, piccola come Attenzione all'acuto. me. Roberto Alagna! Può andare avanti fino alle 6:15, Fine. Bene. Secondo me è di gesso quella camicia, non è, è di gesso. Non Roba da sì, transpira datevi l'aria. 900 tovaglioli perché Sì, fa veramente il collage come al solito. una cosa incredibile. Ma quando arriverà Franco Battiato? Sì. Quando arriverà Franco? Cosa? Io non ho idea da dove cominciare. Sai come si intitola il brano nuovo di Franco Battiato? No. Tu non sai come si intitola il no, nuovo in brano di effetti Franco no. Battiato. Vabbè. Ammetto la mia ignoranza. Tu lo Si sapevi? intitola- sì, arriverà all'estate. Arriverà all'estate. Aspettando l'estate. Vabbè. L'importante è che l'estate, però vedi, La parola estate c'era. Aspettando l'estate. bellissimo brano che poi ho un'idea per Franco quando verrà, gliela sottoporrò, non so se la vorrà fare, ma sarai coinvolto anche tu, Pure Marco, io? anch'io e anche Forforello sarà coinvolto. L'uomo antico lo Sì, coinvolgiamo? Tutti coinvolti. Il cimelio lo coinvolgiamo? Il cimelio! sì, cimelio, sì. Sì, assolutamente. Tu sei coinvolto. Voi quando avete bisogno aprite il sarcofago, io esco. È talmente anziano che per entrare gli hanno fatto il salvacondotto. C'è una notizia, ieri Antonio Di Pietro Sì. ha firmato per il referendum sulla legge elettorale a Roma, pensate, ha fatto 3 errori di ortografia in una sola firma. Guarda che è difficile, è difficile. Allora, altre notizie? Notizie non ne abbiamo? Ok, quella la leggiamo dopo. Tra l'altro volevo dire una cosa, sapete che Mike Buongiorno, ho letto oggi sui giornali che molto probabilmente, amici ascoltatori, presenterà Mais Italia. Ah sì?
Mais, perché lui Sì, è c'è lui, Miss, lo legge Mais Italia. Miss Italia, tu immagini lui, allora sgallettate, forza, mettetevi di qui, cosa fate? Forza, siete tutte succinte. La numero Cosa fate? 23. Ma quando dirà I numeri, i io numeri, aspetto i numeri a gloria. io penso allora La 3, la la 23. numero 24, il numero 23, la numero 3. Beh, sarà meraviglioso, non vedo l'ora, Sì. non vedo l'ora di lui fermo con tutte che gli ballano intorno. Sì, sì. È una meraviglia. Poi lo chiameremo e sentiamo certo. un po'. Allora abbiamo un calciatore che ultimamente si è Sì. affacciato a Viva Radio 2, è tornato con Tornato noi. perché era un grande È del un nostro grande, programma, quindi sì. vediamo di chiamarlo se tutto andrà bene con Mica detto, il collegamento, con sentiamo un po'. con Madrid. Lui adesso dovrebbe giocare con il Real Madrid, che è appunto campione di Spagna. Pronto? Sì, Antonio, Ho come risposto prima che facesse lo squillo. pensa tu che sei un procace sei, Io sono talmente voluto. veloce, Sono voluto. velocissimo. Senti, ma c'è... È arrivato un Candon. Come si chiama Candon? Ancora no, Franco Battiato. Ti piace? Com'è, Frank? Questi sono i cugini. Io le so tutte quante le canzoni. Se conoscevo quella che faceva... Sì. Non era così lungo, Paloma però. Via, la Paloma. facciamo insieme. Ah, ok, va bene. E loro non mi fermano. Questi sono i Cassonetti, cioè i cugini di Cassano. Vabbè. No, Vabbè. veramente, portate i miei cari saluti a Franco. Sì, quando arriverà glielo diremo, Infatti, senz'altro. guarda, io quando sto male Sì. sento sempre la cura. La cura al disco di Franco, certo. Hai capito? Sto Sì, male, sì, sento la la cura. cura e guarisco. Guarisci, Ecco, certo. era questa la Sì. fattura. Allora, Sì. Allora che fai non ci adesso? arriva. Non l'ho capito. Non ci arriva. È duro di comprendere. Quello tiene una calotta ghisica. Sai che vuol dire ghisica? Ghisica? Fatta di ghisa? Bravo, Vedi alle volte. È pugliese stretto. Ah, pugliese. E di pari vecchi, già a Pia Sparano. Non si capisce. Non sanno cosa vuol dire. Allora, siamo pronti? Senti, noi siamo... Voi siete ancora là? Sì, noi sì. qua. Per quando tu? Oggi basta, finita. Avete finito? Sì, finita. Partiti per le vacanze? No, noi no. Noi E sì, chiedimi andiamo in a me, vacanza. chiedimi a me. Tu invece vai in vacanza? È un anno che sono in vacanza. Ah, io. certo. Non fai niente, va? Allora, quest'estate, Sì? quest'estate ho aperto, visto che non ho lavorato per tutto l'anno, non ho lavorato per tutto l'anno. Ah, stavolta no. Ho aperto una scuola. Che scuola? Una scuola di calcio a Bari Vecchia. Di calcio? Sì, Che si chiama bello. la CEPU. Ma la Cepu c'è già, la Cepu, dai. Ma che sei? Un attimo, io lo dico io in dialetto. Ehi, ci stai? Ma che Eh, c'è- Sottotitoli, a pagina 777. Ehi, CEPU sai che vuol dire? Cepu cosa CEPU, vuol dire? Cassano è proprio un campione. Ah, vedi, sono io cretino, scusa. Dai che senti. devo andare, dai che devo andare. E cosa insegna a questa scuola? Gli schemi di gioco? Baldi, io gli schemi non li faccio neanche alla settimana né che mese. Proprio no. Allora, le materie di questa Sì. scuola di calcio sono Quali sono? studio della PlayStation, tecniche di rimorchio delle veline, Sì. insulti all'allenatore in 3 lingue, E cioè? italiano, barese vecchio e barese nuovo. Ah, pure, allora proprio internazionale. Poi Poi? c'è dito medio all'ambito, perché bisogna saperlo fare. Il dito medio, Il certo. dito medio. Sì. E poi come fare cornuto un compagno di squadra. Ah, certo, che è sempre Tu sai utile. come si fa? Ehi, ci alleniamo oggi, devi essere puntuale. Sì. Alle 3 ci vediamo davanti allo stadio. Sì. Lui arriva lì preciso. E tu invece? A casa sua, bravo, ecco. E poi l'altra materia è tecnica di sgommata con la ferrure sul manto erboso. Ah, bello. E che poi simulazione in aria e anche a letto. Perfetto, Quando senti, succede. ma alla fine del corso dai dei voti agli allievi? Baldini, nella scuola moderna i voti non ci sono più, ci sono i giudizi. Ah, scusami, sono rimasto Gli do un po' delle male. lettere. Delle lettere tipo che so? Partiamo dal massimo che è B. B che sta per buono. No, Cosa vuol dire B?
Buono. Barese. Barese, che è il massimo. Massimo dei riconoscimenti che ti posso dare. Poi c'è la D, che è il voto di mezzo. Discreto. No, D sta per devi impegnarti di più, se no ti prendo ammazzato. Vabbè, ok. E poi c'è la S. Che è scarso. No, stronzo. Patrizia, arrivederci. Mamma mia. Non gioca ma è sempre Allora, agguerrito, Sì, adesso abbiamo una. Grazie, scusate. Io impazzirei. Abbiamo la pubblicità. La pubblicità. Quella di 50 secondi. Ah, sì, 50 piccolo secondi. short. Quindi in radio si sentirà la pubblicità, ma in televisione possiamo fare un qualcosa che poi stasera si può vedere su Rai Sat. Io un'idea ce l'avrei, c'è il nostro cardiologo. Sì. Io vedere il mio cardiologo ballare stasera per me, fallo Sì, per me. massimo della in vita. televisione, Sì. ti prego, lo fai, giusto per. Ti faccio ballare con la mia commercialista, perché siete tutti qua. Sì, dai, ti prego. Allora, nel frattempo fai una Commercialista musica e cardiologo. Se si incrociano cosa viene fuori? Un cardiologo, una commercialista che ti misura la pressione. Cioè. Sì, Esatto. potrebbe. Volete? Commercialista e cardiologo? Prego, signora, perché si accomodi. Vai, pubblicità, Prego. musica dolce. Vai. Finite? Yes. Rieccoci. Eccoci qua, mi sentite? Sono, Sì. nella posizione, mi sentite tutti nella posizione da cantante, allora è il momento della canzone seria che vogliamo fare, che abbiamo preparato, adesso arriverà anche il testo sicuramente, che Sì. come il coso di prima, ci sono tutti i testi Sta volando del nell'aria, panorama adesso della musica mondiale italiana, manca solo uno, quello che io avevo deciso di cantare, poi Se no c'è troppo tutto il facile, mondo no? musicale, certo, sarebbe stato facile avere il testo interessato, c'è chi qualsiasi cosa, ho visto brani di Giampiero Artegiani qua, no? Allora signori, siamo pronti, Enrico? Sì. Enrico? Allora Guarda che c'è c'è una l'amore, paletta lì. che l'amore si impossessi di voi, anche di te Gianluca Guidi. Sì. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. I love you, I love you, I love you. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's dirt that I belong, and we never part. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you.
piaciuta questa? Love Me Tender. Ciao amore mio. Che momento, c'è Donatella che sta piangendo, Sì. gli è uscita una lacrima e sono contento. Donatella è una nostra amica che ormai ci segue da sempre. Da sempre, è anche amica di mia moglie, quindi ha Sì, visto, sì, apprezzato sì, certo. questa cosa meravigliosa. Quando la farai tu per la tua ragazza? Non so cantare, però no, posso e fare allora uno Carlo strip. Baldini, per vieni qui su. Non so mai cantare. Allora lo faccio anch'io. Allora, dopo tutti. Allora, perfetto, la canzone che tu farai per la tua ragazza Stefania, che devi dedicare, perché l'ultima puntata è Una lacrima sul viso, ti va bene? Boh, se mi date il testo No, ci provo. il testo non ci sarà mai. Ah, ecco. Non esiste. Perché... Da una lacrima sul viso ho capito molte cose, poi non la so, ma vado avanti lo stesso, se no questo mi demolisce. E poi non so come sorriso. Scusa, canta qual è? Allora scusa, no, Sì. facciamo così. Tu, Dai. questa è un'altra canzone che Io non vivo senza te. Se Ah, tu ci bello. fai entrare questo testo dentro Una lacrima sul viso, almeno sai cosa dire. Vai, Vabbè, vai. roba difficilissima. Vai, 1, 2, 3, 4. Riscoprire io e te la ragione di essere. Che bello, ragazzi. Cosa grande, ho perso il foglio, quel cartello non vale. È un crooner. Oh, che amanti io e te, dolci responsabili. Ti devo interrompere. Sì, Ti devo grazie, interrompere. Che grazie. peccato perché non era male. No, anche perché mi Stefano- hai dato il testo più difficile della terra da mettere qua. Peccato perché era un happening straordinario. Allora, Sì, Stefania ascolta la radio Che dice? e ti dice vai a giocare ai cavalli. Che meglio. Ti prego. Però è bello, ci prendo gusto, eh. Ti piace cantare, eh? Sì. Allora No, amici, sta per dove lo arrivare metto? Franco Battiato, anche vi dico che proprio dietro la porta si sta aprendo la porta ed entra qui a Viva Radio 2 Franco Battiato! Allora diciamo subito che oggi sforeremo, Sì, andremo molto, un po' più avanti. Franco, buongiorno. Buongiorno, Come va? Tutto bene? sono arrivato in questo momento. È l'apoteosi. Franco che imita Fiorello che fa Franco Battiato. Lui Bellissimo. imita me, non sono io che imito lui, è incredibile. Senti, ma puoi chiamare l'amico tuo che scrive i testi? Sì, beh, Maglio. Allora Franco, benvenuto intanto. Ma Grazie. io ti devo chiedere, no, da quando noi facciamo questa cosa, Di usare il mio timbro, vero? questo è il suo timbro è un po' più basso, un po' più basso. Leggermente. Adesso lo stai facendo. Con meno accento. Sì, lo so Franco, meno accento. Io poi certo No, ma se no, io scusa. devo fare una Mica mi parodia. sto lamentando. No, devo fare una Perché è più bello recitare i testi in questo modo. Ma come devo fare? È meraviglioso. È meraviglioso. Devo dire che io Un oceano di silenzio scorre lento, senza centro né principio. questo era Franco, io non parlo più, faccio parlare Sì, solo lui. sì, perché è incredibile. superiore. Però ecco, io a Baldini non direi cattiverie. No. Grazie. Questo è sicuro. Grazie. Giusto? Grazie. Perché vuoi dire? Cioè- Ogni tanto mi fate dire stronzo. no. Mi fate dire. No, sì, certe volte che sei un gretino. Sì, Un esatto. cretino. Un cretino. Quello però lo dico, Delle volte lo dici. sinceramente davanti alla televisione. Spero non davanti a un canale tipo 120. Sì, di... Qual è il Rai 120? Sat Rai Sat extracomunitario. No. No, lei no. Sono i politici che mi spingono alla violenza. Ah, che bello, mi spingono alla violenza, non è male. Guarda,
Franco, siamo della stessa terra, io e Franco, addirittura non solo della stessa terra, ma della stessa zona. Della stessa... Direi dello stesso paese, perché tu hai studiato a Riposto. Studiato è una parola grossa, però devo dire, Faceva presenza. Diciamo, frequentavi. Ho fatto le elementari, prima, seconda, terza e quarta elementare esattamente a Riposto, che sta un paese sulla riviera orientale della Che Sicilia. quando sono nato io, non per prendere le distanze, ma scusate, si chiamava Ionia con la I lunga. Ah, Ionia? Sì. Con la I? Lunga. Ionia, da Ionia è diventato Riposto? Sì. Ma tu sai che la storia dell'imitazione di Franco Battiato nasce molto prima, cioè ai tempi quando ero È vero. a Radio DJ io feci una canzone di cui ho il testo qua. Ora vi leggo questa canzone inedita, con musiche inedite. La musica era pressappoco questa, sentite. E faceva, allora a questo punto la posso fare così, solo col piano, eh? Che ne sanno, che ne sanno le aringhe nubili dei riti dei merluzzi baltici in questa fine di secolo, che ne sanno cozze apatiche dell'umore di vivaci totani all'alba del terzo millennio, e la incisi. Divenne un disco che ovviamente oggi Cremonesi non si ricorda più, che oggi è passato tanto di quel tempo che sì, non era si sa 91 era. Quando io incisi questa canzone non dicemmo mai che non si diceva il nome dell'esecutore, andava in onda e basta. Che cosa successe? La gente che ti diceva? Sì, soprattutto mi ha sorpreso un'amica come Alice, con la quale ho lavorato tanti anni, e poi era il periodo caldo, no? Mi ha telefonato: ma sei uscito con un singolo nuovo, mi ha detto. Io dico: sì, quello delle aringhe. Aringhe! Bella fu questa, guarda. Allora Franco è qui. E adesso il tormentone, scusate qual se è? mi sovrappongo No, e prego. ti interrompo. Il tormentone che mi capita diciamo che gli incontri li ho solo attraverso l'aeroporto con il pubblico. E quindi mi avvicinano e mi dicono complimenti per l'imitazione di Fiorello. E io che c'entro? Ma che cosa c'entro? Guardi, complimenti a te. me. Sì. Grazie di essere nato praticamente. Allora È io quello. vorrei fare un esperimento. Intanto faccio una domanda, perché prima abbiamo detto che la canzone, che tra l'altro è perfetta, no? Sta arrivando l'estate, giusto? Aspettando l'estate. Ma perché non la azzecco mai? Io capisco, comunque è sempre Ecco, scusa il un attimo, verbo telecamera? No, tipo No, ma lo faccio io a modo mio, guarda. Niente. Aspetta, no, Decco De Franco, mi raccomando, Valentino, ho inquadrato il dottoretto, ci vede la faccia mia. C'ho un accotto, Allora, È bellissima la copertina. molto bello. Sì. Facciamolo sentire anche agli Si amici della intitola radio. Il vuoto. Il vuoto. Va bene? Tra l'altro avevo anche la scheda prima, non ho né la scheda né i testi, nulla. Quello che avevo prima alle prove l'hanno tolto. Dice, Fallo ora inizia la sentire. puntata, gli levo. hanno fatto bene. Gli levo tutto. Allora, io adesso, come si fa? Io vorrei far sentire questa canzone qua, aspettando l'estate. Ti voglio fare una domanda, Franco. Da quanto tempo tu non fai un playback? Da 7 voci con Pippo Baudo. Quindi, allora, Garibaldi. allora io adesso... 40 anni. Allora, cari amici della radio, cari amici che ascoltate la radio, vorrei fare un esperimento. Sì. Allora, Franco Battiato, nella postazione da cantante, ci farà il playback della canzone Aspettando l'estate, ma i tuoi musicisti saremo io alla chitarra, preparati gli strumenti, Marco Baldini al basso, certo. Enrico Cremonesi alla batteria e Rosso Antico alla... Scusa, a proposito di Guidi, lotta di sponsor per accaparrarsi come testimonial Gianluca Guidi. Nella guerra tra Rosso Antico e Vecchia Romagna la spunta l'antica gelateria del Corso. Bravo! Franco, facciamo questo esperimento? Vai, Andiamo, amici che ascoltate la radio, solo un 30 secondi di pazienza che ci mettiamo in posizione.
fughe i cattivi pensieri, mentre ogni ombra fugge via. Le giornate si accorciano, la sera, i fuochi inondano i dintorni di luce. La tristezza non prevale su me, col canto la tengo lontana. Le giornate si allungano, sto aspettando l'estate. Anche se non ci sei, tu sei sempre con me, per antiche abitudini, perché ti rivedrò, dovunque tu sia. All'ombra dell'ultimo sole, sospeso tra due alberi a immaginare l'estasi dei momenti d'ozio, voglio riscoprire aspettando l'estate. Se non ci sei, tu sei sempre con me e sono ancora sicuro che io ti rivedrò dovunque tu sia. C'è Franco Battiato, aspettando l'estate. Battiato e i suoi franchi. Viva Radio 2! Bello! Oh! Devo dire che abbiamo provato l'emozione di far parte di un gruppo musicale. L'hai mai avuto un gruppo così di sciamannati? Sì. Sì, ha detto subito. Proprio sì. No, Franco aveva suonato anche cose più serie, ha suonato con orchestre megagalattiche, no? Sì, hai vabbè. fatto opere tu anche, hai fatto opere. Così sembra un'offesa, però. No, beh, tu non hai fatto solo, hai fatto opere. Se dovessi dire con Franco ha fatto opere, ha fatto film, hai fatto film, hai fatto... Al terzo sono. Allora, il primo è Del perduto amore, qual è? No, del perduto, Il primo, il secondo, amore. il secondo Musicante, ne l'abbiamo presentato qui. musicante nella storia di Mozart che era... Beethoven. Di Beethoven, no, Uno vale l'altro. Stavo a capello. Ostissimo. Allora, quindi il terzo qual era, scusa? No, il terzo deve ancora uscire. Ah, però l'hai fatto già? Già finito. Già finito? Sì. Come si intitola? Niente è come sembra. Vale anche per te. Sì. No, perché guarda, si può risolvere anche qui c'è qualcosa del genere. C'ho la scheda del disco di Franco, vorrei leggere qualche passo. No. No, ma un passo veloce, tu leggi. Il vuoto del senso dell'esperienza sociale che diventa senso di vuoto in quella personale, si trasforma in un cieco iperattivismo, in un continuo imporsi e anteporre la propria libertà supposta. In che senso?
a qualunque interferenza esterna. e Ecco questa- la frase qua, quella che voglio questa dire. però è una trimesastasi collettiva, questa qui. Cos'è una trimesastasi? Si prende sotto la doccia sta malattia? Una trimesastasi. No, la cosa importante è questa, a parte gli scherzi. Tu sei quello che tu vuoi, ma non sai quello che tu sei. Sante parole. Lo so, a capirle però. Aspetta, no, è facile. Tu è sei- facile. allora, tu? Come? sei quello che tu vuoi, è vero, se uno con gritto è tu sei quello che tu vuoi, vuoi, se sì. tu, ecco, si capisce. Però soprattutto il Ma desiderio... non sai quello che tu sei. Capisci? Pensaci. Sì. Ci stiamo incartando, mi sa. Un pochino sì. C'ho una meninge che mi esce dall'orecchio, se ne va perché non riesce. Senti, adesso ci dobbiamo fermare un attimo. Abbiamo per caso cose? Sì, mi dicono che La pubblicità. C'aveva una pubblicità, quella col quadratino sotto. quadratino sotto, vai. Perché abbiamo Qua. lanciato questa cosa in televisione, c'è la pubblicità e noi siamo in un riquadrino in basso a destra che facciamo scemenze. Quindi chi guarda la Ma TV è geniale. È geniale, Scusami. questo. No, ho perché- avuto contemporaneamente un'acufene e un'allucinazione. Una? Acufene è un'allucinazione acustica. L'acufene. E invece l'allucinazione è visiva. Vero, a luci, Sì, a luci, giusto? Invece- Astuta a luci, per esempio. Motto a luogo, a luci, sì. Fantastico. Benvenuti a... Scusate, qui c'è Luca Oggi Giurato, Cultura, sì. ascolta le parole incomprensibili di Battiato e dichiara: chi è questo che mi imita? Sono cose che purtroppo non bisogna dire, bisogna sapere, va, e parla. Allora, Franco Battiato ha scoperto il ventilatorino a batterie. Portatile, ma è... Non l'avevi mai visto? L'ho visto in mano a Baldini, dico passa di qua. Allora, vogliamo far, devo dire l'esperimento del playback, amici. Me lo prendo per quest'estate. Sì, prendelo subito. È riuscito benissimo anche perché in radio avete potuto sentire la bellissima canzone Aspettando l'estate. Sì. Quindi poi dovete vedere stasera quello che abbiamo combinato. Sì. Allora, devo dire che stanno avendo un grandissimo successo questi due ragazzi Sì. che guidano il camion. Che si vogliono bene, si amano, Franco. ma sono due uomini. Ah, Prima c'è, però c'è scusa, la la pubblicità, poi dopo arriveranno, Sì, questi certo. ragazzi. Pubblicità, Ok. ecco, scusate. Quando eri piccola la tua mamma proteggeva la tua pelle con Fissan. Anche adesso che sei cresciuta la pelle ha bisogno di protezione. Ecco perché dai laboratori Fissan nasce Fissan Family, la linea di prodotti che grazie ai suoi ingredienti naturali e agli elementi essenziali restituisce alla tua pelle e a quella di chi ami la sua protezione naturale. Di generazione in generazione. Fissan Family, dove abita la protezione. Activia funziona anche in vacanza. Prima in vacanza avevo problemi di irregolarità perché cambia quello che mangi, cambiano gli orari, cambia il bagno e cambiavo anch'io. Ero sempre a disagio e di cattivo umore. Poi ho provato Activia e dopo qualche giorno mi sono sentita meglio, meno gonfia. Activia aiuta la tua naturale regolarità. E adesso le mie sono vacanze vere. Vivi le tue vacanze con i nuovi Activia 01. I love you in the morning, our kisses deep and warm, your hair upon the pillow like a sleepy golden storm. Yeah. Hey, that's no way to say goodbye. C'è una rete di agenzie immobiliari che ti fa sentire subito a casa tua. Pirelli Refranchising, se vuoi sentirti a casa. Uffa, oggi sono proprio elettrica. Sarà che mi devono arrivare. Poi arrivano e almeno un problema con l'Ines Seta Ultra l'ho risolto. L'Ines presenta nuovo Seta Ultra Zone Più, la protezione in più nelle zone in cui serve di più, al centro e sui bordi. Una sicurezza in più nei momenti in cui serve di più. L'Ines Seta Ultra Zone Più. Prenditi la tua libertà. Anche se spazzoli, la placca si sedimenta dove non puoi arrivare. Dopo lo spazzolino aggiungi Listerin ed elimini il 56% di placca in più. E tutta la bocca è davvero pulita.
Listerine, l'unica bomba per la tua igiene orale. Sarete mica francesi. Italici. Peroni, dal 1846, semplicemente perfetta. A 9 donne su 10 brilla il sorriso. È Finish Quantum. Abbiamo migliorato la sua formula e ve lo dimostriamo. Non si scarta. Prima la polvere Quantum rimuove lo sporco, dopo la Powerball lo spazza via e il gel garantisce un risultato imbattibile. Finish Quantum. Nessuno è superiore in pulizia e brillantezza. Finish, l'unico raccomandato dai maggiori produttori di lavastoviglie e dal sorriso di 9 donne su 10. Rieccoci, viva Radio 2. Eccoci qua con i fischi. Lo so, sono gli incisivi, ho una Franco carie. Battiato ci ha appena detto che se noi mettessimo un pullover sicuramente sentiremo meno caldo. Ah, certo. È la teoria. Il beduino, no? Sì. Tu sei stato lì, Franco? Ma sempre, lo dice sempre con una leggera sei stato lì. No, dico- no, tu sei stato Sì. nel deserto, lo Certo, ci so, sono l'ho stato. letto. È vero. E così la sera c'è fresco. La sera è un freddo impressionante. Invece di giorno sattuma. Sai che vuol dire sattuma per chi non è di delle nostre madrelingua, parti, perché sì. proprio la parola Non è di madrelingua. no, te lo dice proprio sattuma. Non c'è Attumare. bisogno neanche di spiegarlo. Attumò. Chi è? Minchia attumò. Proprio attumao vuol dire che proprio Onomatopeico, diciamo. sì. È un formaggio la tuma. Anche. Sì, anche, quindi t'affumaggi tutto, capisci? È a formaggi. Tattume. Allora, caro Franco, ti spieghiamo a te, due amici che sono gay, no? Sì. Però non sono questi gay... Normali. No, nel senso questi... come questi gay che ostentano il fatto di essere gay. No, loro fanno un mestiere normale, cioè fanno i camionisti, un lavoro da proprio... Da un maci. E sono maci proprio. Sì. Ora ne abbiamo uno, abbiamo Giulietto, credo, si chiama Ci sei? Giulietto. Ciao Giulietto. Giulio, come stai? Ciao, bene, come stai? Dove sta Romeo? Romeo sta in giro a pulire la casa, deve essere in cucina. Aspetta che lo chiamo. Chiamalo. Che muscoli che Romeo! Amo! Mi fa sempre strano sentire Amò detto da... Ciao dolcezza! Come stai? Eccomi. Dolcezza! Siamo gay! Lo so, ce l'avete detto anche prima. Come sei? Gay! Hai capito? Siamo i camionisti più gay d'Italia! Ah, bravi. Sì, guarda, siamo gay e ci volemo tanto bene. Bene. Scusa, Bardi, ma oggi andiamo un po' di fretta perché deve venire l'idraulico e se dovevamo vestire come si deve. Certo. Ma l'idraulico non sei Com'è? Mamma mia, bello, grosso, alto, sembra un orso marsicano. Sì, guarda. Addirittura. Quando mi guarda mi Sì. fa sentire bello come Michel Bosé. Ma scusate, avete... Superman. non cantare. Avete problemi con il lavandino? Io sono un po' geloso però. Come geloso? Sì. No, problemi non ce l'avevo con il lavandino. Sai che dovevo fare? Ogni volta siamo noi che dovevo rompere sto lavandino. Ho capito. Certo, così almeno... Viene lui, sì. Ma almeno viene, capito? Perché ci ha scamato. Sì, ci ha scamato. Ah, va scamato. Sì, ci ha scamato. L'ultima volta ci ha detto, guardate che se un altro scherzo vengo lì e ve rompo. Ci siamo capiti, Ma poi ci ha ripensato. Ah, ci ha ripensato? Senti, amore, io mi metterei il negligé rosa sciocco. Il negligé. Perché il negligé è un vestito, no? È una mise, è carino. No, a me mi sembrava un aggettivo. Ma sei negligé. Non t'allargare. No, guarda, poi succede come l'altra volta che eravamo tutti e due in negligé rosa sciocco e lui ci ha guardato e poi che ci ha detto? Che va detto? Ci ha detto delle cose del tipo che la gente non capisce. Non infatti. capisce. Cioè, lui ci ha guardato vestiti con negligé, sai che ci ha detto? Che ci ha detto? Ci ha detto Fraci! Ci ha detto. Ecco. È un retrogrado, non capisce.
ignorante! Ignorante, Capone! certo, ma si può ancora Capone dire... con la cassetta del zinco! certo, c'è la Capone, cassetta. povero de spirito! Ma questi manuali sono tutti uguali. Oh, guardi, l'anno scorso Sì? avevamo i ponteggi. Ah, sì. I ponteggi stavamo a ripulire la facciata del palazzo. Io c'erano certi operai che sembravano i village people. Belli, col casco e la canotta. Quanto mi piace, amore, guarda, quando racconti queste cose romantiche, ti giuro che ti viene st'occhio da furetto. Guarda. Furetto? E ti sbava pure il rossetto un po'. Vabbè, ma comunque quelli erano proprio buoni. Insomma, per farla breve, a partire, ai Village People avevamo visto che gli mancavano il marinaio e l'indiano. Ah, sì, è vero, sì. Allora, se siamo vestiti, mamma mia. Da? Dasti due, no? Dasti due, però lui il vestito da marinaio non c'era. Si è vestito da nuvola nana. Da indiano. Sì, da indiano. Nuvola nana. Nuvola nana. Era una battuta, hai capito? Sì, ma va. Ascolta. C'avremo un guardaroba che gli prestavamo i vestiti a Relato Zero per rifare Zerolandia. Figurati. Certo. Come li bella, amore mio, con le pimentessa. E soprattutto col perizoma di renna. Eri una meraviglia. Senti, la come... sciccheria proprio. ma come l'hanno presa? Si sono incazzati. Immagino. Hanno fatto un putiferio, guarda. Sai che ci è arrivata pure una lettera dall'amministratore del palazzo? Ci è arrivata. Sì? Dì che c'è scritto. Che c'è scritto? C'era scritto. Franchi c'era scritto! Però vorrei capire, perché Giulietto quando lo dice guarda sempre me e indica me. Vorrei capire, vabbè, comunque. Eccoci qua, Giulietto e Romeo, la storia d'amore di Viva Radio 2. Caro certo. Franco, abbiamo una sorpresa, ragazzi, pazzesca, farà un piacere a tutto il pubblico di Viva Radio 2. Abbiamo al telefono un grande maestro del cinema italiano. Non sto scherzando, che qui sai, tra personaggi finti non sai mai ecco, quando... invece è tutto vero. È tutto vero, caro Franco Battiato, perché al telefono abbiamo Dino Risi. Buongiorno, grazie. Dino Risi. Grazie. Ma che applauso, Dino! Bene. Nel frattempo vediamo delle immagini bellissime. Il sorpasso. Gasman Trittignano. Caro Dino Risi, allora, il nastro d'argento a Dino Risi, sai che i nastri d'argento sono tornati a Taormina, quindi nastro d'argento alla carriera Dino Risi, e siamo contenti che abbia voluto condividere con noi questo premio. Certo. Come va, Dino? Va bene, malgrado i troppi anni va bene. Vabbè, troppi anni, quanti saranno? Niente. Sono uno più di 90. Vabbè, un ragazzino. È contento di questo premio? Molto contento, i premi fanno bene, Sì, fanno bene all'umore, a tutto. No, soprattutto quando arrivano in tarda età fanno bene, perché sì, da ragazzi non si apprezzano o non te li danno poi. Da ragazzo no, No. Senta, come vede il cinema italiano oggi? Ma mi sembra che ha buona salute, insomma, promette bene, sì. Qui c'è un regista qui in erba, possiamo anche dirlo, ha fatto solo 3 film. Franco Battiato, ha visto mai per caso un suo film? No, non credo. No, temo di no, ma io vado pochissimo al cinema. Anch'io. Anzi, non ci vado mai. Ah, non va mai proprio? No, per tanti motivi, insomma. Senta, ma non le piacerebbe dirigere ancora un film? Ma un'idea c'è, insomma, vedi? ma non so se me lo fanno fare. E da chi dipende? Da quelli che hanno i soldi. Ecco. Certo, quelli che cacciano i danesi. Sono sempre quelli, no? È sempre quella, la storia è sempre quella. Ma ci va a Taormina? No, ci dovevo andare, ma non ci posso andare. Beh, non andiamo a indagare perché no, è bello, no? Taormina è bellissimo. Taormina è bellissimo, sì, ho avuto anche un bel premio io anni fa. Ah, ne ha avuto già un altro, sempre lì a Taormina, al Teatro Greco? Certo. Sappia che in questo momento... No, il David di Donatello. Donatello. Sa quanti premi ha. Noi stiamo vedendo nel frattempo delle immagini del sorpasso. Che ricordi ha di quel meraviglioso film?
bellissimi perché avevo 50 anni di meno, 50 anni di meno, però pensavate mentre giravate il film che poi avrebbe avuto il successo che ha avuto? No, assolutamente, anzi eravamo convinti che sarebbe stato un fiasco. Sempre Il così. produttore Mario Cecchigori, dopo una proiezione che finì in un silenzio glaciale, mi disse: vabbè, vuol dire che domani io torno, apro un night, come era stato lui padrone di night, e tu torni a fare il medico, così chiudiamo la partita. Che era medico Dino Risi? Sì. Ma va, specializzato in? Stavo specializzando in psichiatria, poi ho fatto 6 mesi al manicomio di Voghera e ho capito che ecco dove ci siamo visti allora. E poi ha avuto a che fare con gli attori. Che differenza c'è? Un altro manicomio molto più divertente. Allora, caro Dino Risi, noi veramente le diamo un abbraccio corale da tutti qui. Noi le facciamo queste congratulazioni per il nastro d'argento. Qui c'è Franco Battiato, Gianluca Guidi e Marco Baldini. Grazie. Un abbraccio, evviva il cinema italiano, evviva il grande papà del cinema italiano, Dino Risi. Ma che bella sorpresa. Dimmi Gianluca. Io una volta ho presentato un festival cinematografico in Sabina dove c'era Frassa. Era avanti Cristo? No, era subito dopo Porta Pia, diciamo, dopo la Breccia. Allora? E venne Dino Risi a ritirare un premio alla carriera. Io presentavo il festival. A un certo punto, però, prima di lui, di dare la premiazione, il premio, c'era una compagnia kabuki giapponese, sai, di questi è durato 35 minuti. Quando io chiamai, lui mi faceva segno dalla platea, diceva interrompi, ma io non potevo fare. Quando è salito sul palcoscenico ho detto: maestro, dico, grazie di essere venuto, è un onore per noi, come sta con questo premio? Mi dice: ma dopo questa tamburellata sui coglioni. Lo disse lì così, lo disse lì. Grande Dino Risi, grande. Allora Franco, ci sei? Yes. Tu hai fatto tante cover, diciamo, per chi non sapesse la parola cover, perché bisogna solo coperta, vuol dire, cioè sì, brani scritti da altri, interpretati in altre epoche, rifatte, poi dipende insomma il gusto dell'artista che le vuole fare. Franco Battiato ha fatto una cover di Impressioni di settembre, una canzone meravigliosa della Pre-FM premiata Fornelli Marcone. Io ti chiedo se vogliamo accennarle un passo. Volentieri. Vediamo con quali tonalità devo andare, perché lui mi dice che io sto in quelle di mezzo, quelle comode. Sentiamo. Comincio io? Vado? Quante gocce di rugiada intorno a me. Va bene così? Sì. Cerco il sole, ma non c'è. Ottimo. Dorme ancora la campagna? Forse no. E sveglia, mi guarda, non so. Prego Franco. Già l'odore della terra, odor di grano, sale adagio verso noi, e la vita nel mio petto batte piano, respiro la nebbia, penso a te. Stai sbagliando gli accordi. 2-0 e palla al centro Cremonese, e te l'ha detto Franco Battiato. Se te l'avessi detto io mi avresti detto stronzo. Quanto verde tutto intorno, ancor più in là, senza pietà, buttati. Sembra quasi un mare l'erba, e leggero il mio pensiero voleva. Ho quasi paura che si perda. Sempre la frase.
sentiamo. Avevamo chiesto a Cremonesi, abbiamo fatto la versione strumental della... Sì, Stavamo cercando di entrare ma non si poteva. Si è fatto un editing, si dice in gergo, sì. e mancava la parte. No, cosa sono adesso? Non lo so. E come mai mancava? E che ne so? Stava Scipparo? Ma come mai mancava? Però era piacevole, scusa. No, sì, era bella, no, però ci sarebbe No, nel piaciuto... senso che manca poco per la fine della trasmissione. No, ma per carità, ma che stai scherzando? Guarda, io ti dico, forse c'è una telefonata. Sì. Perché ci potresti essere tu al telefono. Va bene. Chiamalo sto stronzo. Sentiamo allora se c'è il maestro Battiato. Che certe parole, come i suoni corporei, Sì. queste cose, Non fanno parte no, del suo, perché sua cerco cultura. di emanciparmi dall'animale. Certo, ha ragione. capito? Scusa, però io invece le so. Allora, sti pistacchi berberi sono? Sono delle caccole di dromedario, ecco. dell'oasi di cufra essiccate al sole. Uno schifo. Ma va, secondo Scalambro dice che sono buoni nutrienti. Se può essere. Senti, allora, siccome noi siamo Franco I Sì. e Franco IV, Che ci fate? avremmo scritto una canzone tempo fa, ti ricordi quando eravamo Carusi? Certo, sulla... Carusi vuol dire piccoli, Me la possiamo cantare? Sì. Come si intitola? Ho scritto Tano sulla sabbia. Tano. Franco I e Franco IV. Sentiamo. Allora, ho scritto Tamo sulla sabbia e io vendo a poco su buttavo via Curido. Se l'è portato via con sé. Questa è la traduzione. L'ho scritto poi nel mio cuore. Questo è Franco IV. E qui non ne so più. Ed è stato lì nell'oasi di Cufra. Certo. E una bambola come te io l'ho sognata sempre e non l'ho avuta mai sono Alagna, sono È tornato improvvisamente. Senti, ora torniamo lì, Bene. mio cugino Franco, va bene che così chiudiamo, Franco, saluta. Ciao a tutti. Grazie a Franco I e Franco IV. È entrato in cabina Franco ed è uscito con la doccia praticamente. Allora, siamo già alle 3:01. Sì. Dobbiamo chiamare nonno. È l'ultima puntata, sì, ragazzi. mai. Dobbiamo dargli un premio speciale. A chi? Mai. No, ma adesso se tu sei pronto. Stava tranciando un dito. In bianco e nero, il momento in bianco e nero. Ah, in bianco e Bermuda lo faccio? Certo, benissimo, puoi sì, fare. sono pronto. Allora, Gianluca Guidi va a vedere Jurassic Park e in dice sala... guarda lo zio. No. E in sala viene scambiato per un effetto tridimensionale del film. Ieri sera ho visto i Fantastici 4. Com'è? Quello nuovo? Sì, l'ho visto ieri È sera. bello? Beh, devo dire, è bello tecnologicamente, il resto francamente, insomma. Dialoghi devono essere belli. Terrificanti. Franco, l'hai mai visto i Fantastici 4? Ho una certa idiosincrasia verso il cinema americano. Di questo genere. Di questo, perché no, ci verso sono- il cinema americano. Di questo genere. Di questo devo. Diciamo che mi annoia terribilmente. Hulk, neanche questi effetti che dicono tecnicamente li trovo lo sono so. delle PlayStation, né più né meno, Né più né spengono meno. soldi inutilmente. Sì. No, forse no, perché ne incassano tanti. Ne incassano Ma a veramente. giudicare da ieri sera no, perché ero solo. Ma dai. Ero l'unico in sala, era in lingua Tu vai al originale. cinema Non posso dire che mi dispiace. No, però era in lingua originale. Era il Metropolitan, in lingua ti credo, originale sì. ero solo, però me lo sono goduto proprio. A proposito di lingue originali, Da che solo, io con la immagino tuba al Gianluca cinema. Guidi, lui da Il frac, solo, ovviamente, avevo ancora lo smoking da ieri. con la torcia umana che gira nella sala. Vabbè, Suo padre che gli ha insegnato l'inglese da piccolo, è chiaro che lui va... Ah, tu sai No, chi è suo pensi che padre? non me lo ha insegnato mio papà. Come l'inglese. so chi è suo padre, ma che discorsi fa? No, pensavo. Attenzione che ci sono alcune scuole di pensiero, secondo Non vorrei... No, nel senso che a volte non ci azzeccano, perché a volte caro, diciamo. dopo ore che frequentavo una persona, allora, caro Gianmarco, salutami tanto Ugo, e io lì ho capito che non ero io che lui pensava che io fossi, era Tu Gianmarco fossi- Tognazzi. Salutiamo suo papà, Noè. Pensare, Dai, allora.
Ugo Pagliai. Ugo Pagliai, no, ma Ah, pensava che fosse il figlio di Ugo Pagliai lui. No, gli ha detto salutami Ugo. No. Allora, vogliamo chiamarlo, proviamo. Tu sai chi è il nonno di cui parliamo? No. Mai. Proviamo l'ultimo giorno, adesso l'ultima volta non mi romperai più. Così. Mike? Sì. Ci vuoi parlare? Tu dici pronto? Sì, Mike, volentieri. Sono Franco, vuoi chiami Certo. direttamente? Vai. Va bene. Ma feci pronto, gli parli te. Lui dirà Fiorello, non fare lo scemo. Non riesco a parlare perché oggi è l'ultimo giorno. Ci ha fregato. Ma ti rendi conto? È pazzesco, Mike. È una cosa Scusa Mike, c'è l'incisivo che ti fischia. Pronto? Che fai, Mike? Piango. No, non piangere, tanto l'anno prossimo torniamo, dai. Sì, giuralo. No, giurare no, non si sa mai. Giurare no. Guarda che se parlo io e dico quello che hai detto ieri, Cosa? Televisione, quello che hai Che detto. cosa hai detto No, ma l'ho ieri? detto per far parlare di noi un po', no. Ah, hai detto non lo voglio più fare. Ma no, era per... E io ti ho detto pensaci prima di dire no. Io ho detto solo il buon senso suggerirebbe di fermarsi qui, no? Che Beh, uno sì, si questo ferma, è vero, questo si è vero. È ferma. bella la caduta però. E no, la caduta tenetela tu, scusa. Franco. No, comunque guarda, è andato così bene, peccato interrompere subito. Sì, si può fare un secondo anno, guarda. No, siamo al settimo Sì, noi. settimo. No, perché lui conta da quando c'è lui. L'anno scorso. Ma chi sei certo. tu? Senti, Chi ti conosce? Mike, lo sai chi c'è qua? C'è sempre Gianluca Guidi che tu Buongiorno conosci. Mike. Ma sto Gianluca Guidi cosa fa parte del tuo clan? No, clan, io non ho clan, però viene qui in amicizia. Ma è sempre lì, Beh, spero che perlomeno lui lo paghiate. No, garantisco, no Mike, no, vengo per piacere. Non ha una casa, dorme qua. Io dormo nel pianoforte del maestro. Sì. Pronto? Ma Mike, no, è sempre là lì? del telefono suo a casa Io sono qua, ma caro, io sono busy, non sono uno così che chiacchiera e basta. No. Mi suona il telefono, devo rispondere. Certo. Chiamate da tutte le parti, proposte. lo so, abbiamo letto pure che farai Miss come Italia. Figaro. No, questo non l'ho ancora detto. No, l'hai detto. Mi hanno proposto di fare Miss Italia. Non di e io ho partecipare. detto, l'ultima volta che l'ho fatto 7-8 anni fa, ho detto mai più. Quindi È arrivato quarto. Posso pensare eventualmente a fare Miss Italia se verrà totalmente ristrutturata Cioè? e cambiata. Vedi? Deve essere Quindi una senza cosa le ragazze. moderna, che abbia ritmo. Cosa c'è da ridere? Non c'è. No, ho detto ristrutturato, ho fatto una battuta, ho detto senza le ragazze, no? Che ne sa- Sì, è vero. No, dunque allora, se questo spettacolo, che è valido perché Sanremo e Miss Italia sono le due cose più importanti secondo me per quanto riguarda la RAI, no? Sì, Tutti come gli anni programma. puntano molto, Certo. perciò è un onore per me poterla fare. Certo, Si però tratta anche di decidere chi potrebbe farla con me, bisogna trovare una bella ragazza. chi vorresti tu? Chi vorresti? Non ho la minima idea, non ci ho pensato ancora perché non ho ancora deciso se La voglio Littizzetto. farlo o meno. Però piacerebbe. adesso sto aspettando una proposta scritta, capisci, certo. una scaletta, in base alla quale poi potremo Deciderà. parlare con i responsabili. So che Mirigliani mi vuole molto bene, mi vuole e sono onoratissimo. Certo è un compito molto pesante perché sono 7-8 giornate. Lo so, è Sì, però il incredibile. programma pare che sarà accorciato, pare. Non Almeno saranno di 2 più giorni. Va 4, bene. non saranno più 5. Facci sapere, Mike, ti voglio dire solo che abbiamo un altro artista qui, non so se lo conosci, questo è importante, forse uno dei più importanti che abbiamo mai avuto qui a Viva Radio 2, te lo posso dire. E chi è? Se non me lo dici, Ora te lo dico, te lo posso non dire. farmi stare sulle spine. Dai. Guarda, allora si chiama Franco di nome, Battiato di cognome. Franco Battiato, ma è una celebrità. Franco Battiato, ma vogliamo scherzare? E qua te lo passo. È un uomo di cultura. Ho fatto diverse trasmissioni col maestro. Ma davvero? Sì. Sì, certo. È un uomo di cultura, bisogna fargli tanto di cappello. Certo. Scrive musica O insegnata. di Coppola. Di Coppola. Senti, ma l'altro fratello, Come? lui ha un fratello, no? Anche. Non lo so, sei un fratello? Sì, è vero. Sì, decidi sì. Ma non nel campo dell'arte.
Che cosa fa? Ricordo che una volta feci in questa trasmissione, non ricordo, ma era condotta da Mike Bongiorno, mi pare su Rete 4, e siccome non avevo voglia di fare la trasmissione tradizionale così, avevo deciso di fare una sceneggiata, quindi eravamo in 12 davanti a un tavolo con pane e vino così. L'ultima cena. Bravo, esatto. Ed io ero seduto all'estrema sinistra, no? Giuda. All'estrema ha detto, seduto alla sua destra. Ah, scusa, io non stavo... Vabbè, fa niente, non ti preoccupare. Allora Mike è venuto, tu sei Cristo? E io ho detto, sono un povero Cristo, questo lo ricordo. Ma veramente avete fatto Sì, questa cosa? è vero. Incredibile. Giuro. Mike, che c'è? Mike? Sì. Senti, guarda che va bene che è l'ultima puntata, ma ormai sei ben oltre il tempo concesso, lo sai. Ben oltre, 10 minuti, ma insomma qualche cosa. Allora senti, vogliamo... Anche perché sai, Gianluca Guidi non ha fatto nulla, mi piacerebbe che lui chiudesse con una cosa. In bianco e nero, sì. Bianco e nero. Lo sai di che cosa? Ti voglio chiedere un qualcosa, una cosa canzone, mi vuoi dire? Te la voglio che tu la dedichi a Mike, perché la canzone si intitola When We Were in Italy. Ma complimenti per la pronunciation. When we were in Italy. When we were in Italy. Subito come ti ha ripreso? Ma lui ce l'ha meglio di me. È un pezzo di Carlo Alberto Rossi e Giorgio Calabrese. E Giorgio Calabrese. Lo cantava, credo, Fausto Cigliano. Sì, Fausto Cigliano. Yes. Allora, signori... Prova della tua epoca. Esatto, sì, ero in parade contro questo pezzo. Io. Fausto Cigliano, il nostro Fausto Sopracigliano è con noi. Allora, Franco, invece gustati uno che canta veramente bene con When We Were in Italy, e Mike, stai con noi che chiudiamo insieme. Vai. Momento in bianco e nero. Vai col bianco e nero. Bianco e nero. Vai, sì, bello. I remember when we were in Italy, and I feel again somewhere in Napoli, addressing friends. Grazie, buongiorno, come stai? Like a paesano, amico di GI. I remember when we were in Italy, e ricordo bella di Napoli, coming back like a sun in my memory. I remember when you were with me. I remember when. Mike, cosa ne pensi? Ma chi era Mike Bublé che cantava? E Guidi. No, rassomiglia a Bublé. Coming back. Oh, non come stai? Molto bene, l'ho trovato. Like a paesano, amico di GI. I am gonna remember when we were in Italy, e ricordo te, bella di Napoli. Coming back like a song in my memory. I remember when you were with me. Gianluca Guidi. Pensate, una volta Gianluca Guidi cantò questa canzone a Firenze, il Ponte Vecchio lo vide ed esclamò papà! E dopodiché si buttò nell'Arno. Mike, ma cosa dici? Ho imparato le battute da te. Dai, dopo mesi e mesi che mi chiami tutti i giorni. Senti, siamo arrivati alla fine, Mike. Sì, alla fine sì, allora, senti, volevo dirti innanzitutto
tutti bravi, divertente quello che abbiamo fatto ieri, purtroppo c'è stato troppo entusiasmo. Ne abbiamo già parlato. Quindi abbiamo ma io non ti ho mica seguito quello, lo so. Quando ne hai parlato, io non ancora. Per cui allora se non vuoi che ne parlo più, no, nel senso, l'hai detto, insomma, se vuoi pure continua. Comunque niente, è stata una cosa molto bella e purtroppo abbiamo dovuto interrompere per il troppo entusiasmo. Allora senti, io ti voglio ringraziare, anche se ho protestato tutti i giorni perché mi hai chiamato e invece hai interrotto il mio lavoro, comunque l'ho fatto molto i tuoi volentieri. pranzi. Ecco, se un altro anno farai un'altra serie, ricordati che io cambio numero di telefono, non te lo darò, e se lo volete mi deve mandare un contratto alla RAI. Va bene, sicuro. Lo avrai, Mike? Compenso. Lo avrà con compenso, certo, che la famiglia è lunga lì. Allora invece senti, adesso tu vai in vacanza, no? Sì, adesso sì. No, c'ho un po' di spettacoli da fare e poi vado in vacanza. Vabbè, però senti, spero di vederti prima della vacanza. Ma sì, ma stai scherzando? Prima della vacanza ci vediamo, appena vengo non vieni a Milano a fare un altro show? Sì, no, Milano basta, è finita. Finita per quest'anno. Verrò a trovarti in via da Procida. Sì, ma vieni anche senza dover venire a lavorare, ti pare? Vengo direttamente a casa a mangiare le pennette cucinate da Didì. Sì, che tra l'altro adesso sono diventate fredde. Perché la mangiando per parlare con te. E allora è giunto il momento di dire grazie Mike. Ma grazie di cuore. Mike, buongiorno. Ciao Mike. Grazie. Buone vacanze a tutti. Ringraziamo per questo anno tutta la band condotta da Enrico Cremonesi e precisamente Pacciani, Isgro, Corraduzza, Frigerio, Giardina, Michael Rosen. Ringraziamo tutti i tecnici, audio, luci, Genesio Di Jacopo, Paola Brai, Marco Cristille, Sasà, Bellistri. Il nostro Marco Lolli, regia. Marco Lolli. Ringraziamo gli amici di Viva Radio 2 che sono Gianluca Guidi, grazie a voi davvero, Riccardo Rossi, Diego Vatantuono, Luca Barbarossa, alla fine GG Telesforo, che sono aggiunti proprio nel Renzo Arbore quando può. Adesso non dobbiamo dimenticare nessuno. Vai con redazioni che c'hai. Allora, tutto abbiamo già detto chi sono i musicisti, abbiamo già detto i tecnici, andiamo agli autori, dai, che sono Ciccio Bozzi, Piritiello, eccolo là, Riccardo Cassini, Alberto Dirisio, Federico Taddia e collabora anche Robertino Testarmata. Poi andiamo a vedere chi sono i redattori, la Betta Farina, Alessandro Provenzano. Al backstage, sito internet e al cappellino, eccolo là, l'eterno giovane Marco Lui, programma a cura di Marina Mancini. Per vedere se ho dimenticato qualcuno. Il nostro regista televisivo Domenico Ciolfi. Tutti i cameraman che ci hanno seguito per Rai Sat. Auguri alla mamma di Lolli che oggi fa 79 anni, la Shura Clara, auguri. Devo salutare una persona che oggi non abbiamo potuto chiamare per motivi di tempo, il mio cugino Peppino, sai, c'è il mio cugino Peppino dalle Troiane. L'hai sentito Peppino? Ho sentito anche quel giorno che non lo trovavate, poi dove era andato? Si era addormentato davanti alla radio. Si era addormentato. C'ha il videotelefono. Dobbiamo anche ringraziare Rai Sat Extra al completo, il direttore Marco Giudici, il nostro cardiologo Valerio Sanguigni, che ha fatto sì che siamo arrivati qui. Sergio Valsania, che tutte le feste si porta via. Fabrizio Logano, Pino Manzullo. Ci dispiace che non vorresti mai finire, Franco. Però non vorresti mai finire. Salutiamo i security, quelli vecchi e quelli nuovi che sono arrivati. Donatella Dottavi, grazie anche a te, grazie. Antonio Grasso, che è il capo della sicurezza. Attenzione, Franco Battiato deve andare, ma noi hai fatto già troppo, Franco, veramente, grazie di cuore. Franco! Allora, grazie a tutti amici che ci state seguendo in questo momento in televisione, grazie a tutti. L'appuntamento non sappiamo quando sarà, non si sa. Può essere settembre, può essere ottobre, può essere novembre, può essere dicembre, potrebbe essere anche a gennaio. No? Ce la prendiamo un po' comoda per preparare, per portare novità, cose sempre nuove, sempre fresche. E l'ultimo ringraziamento io lo faccio a Marco Baldini. Fiorello! Grazie socio! Fiorello socio!
Grazie socio. Grazie Fiore. Grazie ragazzi, grazie a tutti, grazie Sassà, grazie di cuore. Allora, vogliamo finire non con la tristezza? No. Allora, per una volta facciamo un finale diverso. Pubblico in piedi, lasciate le sedie. Cremonesi, sei pronto? Vai. Attenzione, amici, inizia la festa. Chi non si muove... Gli venga una Ci sei? dissenteria Io gigante. non riesco, certe volte non capisco fino alla fine. Certo, è normale, tutti in piedi, Massimo! Tutti qua, tutti in giro, potete muovervi, tutti, vai! Lasciate i posti! Ciao a tutti, lasciate i posti, vai! Vai! Si balla! Young man! Vieni qua, Baldini! He wasn't Peter's for YMCA. Così non l'avevate mai visto, neanche a Buona Domenica. Vai ragazzi, ehi! Ciao Naisat, alla prossima! Ciao! Baldini, muoviti, no? Vai! We're both freedom, but you never freedom, that a bye. Hey! If you wanna dance it in, then I'll be any girl who's in the bye. You see the more to be alive, so che con le mani. You see the more to be alive, to be alive, to be alive. To be alive, to be alive, to be alive, to be alive. Vai con le mani! Viva le due! Un saluto al mio amico Massimo Riccioli! Ehi! Chi è che la sa? Hey! Baby, do you understand me now? It's on the field, not a little man. Don't you want to be that Vietnam? Sure, it was wrong, it seems not so bad. Cause I'm just a sin, I'm just anxious like girl. Oh no, please don't let me be misunderstood. Ok, mi dicono che il satellite si è chiuso, non ci siamo più. Ciao, vai con la sigla finale. Oh lele. Ciao. One, two, three, four. Radio Radio 2 Radio Radio 2 Radio
Radio 2 fanno la radio per non apparire con quella faccia lì. Baldini come fa? Se non si mette sotto dieta stretta, dentro allo schermo poi Fiorello non ci sta.